Buonasera da Portoviro, una serata importantissima, si ricorda la tragedia del Vajont e siamo qua con le protagoniste, tra le protagoniste di questa serata, Francesca Pragnolato e Chiara Bovolenta. Perché di questa serata e cosa vi aspettate da questo incontro? Tra l'altro avrete anche una reduce, una persona che ha vissuto questa tragedia e tra l'altro anche i rappresentanti degli alpini, una serata veramente interessante. Buonasera a tutti, una serata veramente interessante, abbiamo voluto proporla nella nostra sala Eracle di Portoviro proprio per non dimenticare quello che è accaduto più di 60 anni fa. Infatti il 9 ottobre del 63 una frana è crollata dal monte Toc e si è abbattuta purtroppo sulla valle sottostante, dapprima nella diga poi nella valle sottostante, e quindi è da ricordare tutti quei morti che purtroppo ci sono stati e da ricordare soprattutto quanto invece le persone che sono sopravvissute sono riuscite a rimboccarsi le maniche ed andare avanti e ad affrontare tutto quello che è successo. Ecco, proprio poco tempo fa, proprio pochi minuti fa, è arrivata anche una lettera del governatore Zaia, vedo la soddisfazione, ma ha sottolineato il fatto che è giusto ricordare queste cose e ha premiato il vostro impegno. Esatto, è stato veramente un onore ricevere questa lettera e quindi sicuramente questa sera la proporremo alla platea presente appunto per ricordare l'importanza di questa serata che ha voluto sottolineare il nostro Presidente stesso.